Buongiorno e benvenuti su Break Guide. Oggi vi diamo la buona giornata in questa maniera. Stiamo organizzando un sacco di cose per voi e ovviamente vi teniamo aggiornati. Questo sabato, domenica e lunedì, quindi 23, 24 e 25, al Parco di Monza ci sarà una manifestazione bellissima legata al volo, il volo con il pallone aerostatico, il volo sulla mongolfiera, dedicato anche ai bambini con l'accesso gratuito. Quindi non vogliamo solo raccontarvi questo episodio, ma anche il fatto che nel Parco di Monza in questo momento c'è una fioritura straordinaria delle piante di aglio selvatico che rendono tutto un po' bianco, un po' magico, e soprattutto il sentiero che porta al laghetto dei sospiri, che è questo posto magico immerso in questo verde, in questa natura, in questo paradiso immacolato, che vorremmo dedicare non solo agli adulti ma soprattutto ai bambini, per scoprire la natura, per scoprire questo bosco incantato quasi, dove sotto la superficie si possono ammirare dei bellissimi pesci, le tartarughe e ovviamente tutta quella che è la fauna che ruota intorno a questa parte del Parco di Monza. Il Parco di Monza, nella sua veste più bella ovviamente, in questo momento è al massimo del suo splendore. Infatti ci sono comitive di ragazzi, potrete vedere gli scout al lavoro che si stanno preparando, ci sono un sacco di persone che corrono, le biciclette. Ovviamente tutto in questa cornice arriva poi alla Villa Reale, questo monumento bellissimo con delle mostre, con la possibilità di visitarla, con la possibilità di vivere una giornata anche all'interno dei giardini reali. Il Festival del Volo lo potete trovare su www.festivaldelvolo.it con tutte le indicazioni, le informazioni e tutto quello che ovviamente è necessario. Dopodiché tutta la natura vi avvolgerà e ovviamente farà vedere il meglio di sé ai bambini. In ogni punto del parco troverete stimoli per far capire ai bambini che la natura, stare all'aria aperta, lo sport sono fondamentali. È come avere un respiro nuovo, guardare il mondo attraverso degli occhi in qualche maniera green, tra virgolette, proprio per capire che dobbiamo viverli questi posti, perché in qualche maniera rappresentano lo sfogo, la possibilità di star bene, la possibilità di conoscere in qualche maniera il nostro mondo, che non è poi così tanto distante, ce l'abbiamo qui a due passi. Break Guide, viaggiate con noi.